Nessuna conferma, nessuna informazione precisa, tutto da considerare, vagliare, analizzare, dalla foto alle informazioni stesse. Gli agenti della Digos di Venezia, dei Carabinieri del ROS di Padova, da ore stanno cercando di verificare la notizia. Francesco, uno dei tanti troppi foreign air fighters, nome di battaglia Abu Izzat al-Islam, di presunte origini veneziane, sarebbe stato ucciso da una cecchina curda a Kobane. La notizia è rimbalzata su tutti i siti ed anche chi oggi è lì per aiutare la popolazione di Kobane, come alcuni ragazzi della rete No Global, cerca di trovare conferme o smentite. E sicuramente tra le file dell'ISIS ci sono molti stranieri, no? Ci sono molti stranieri. Finora non si è mai sentito parlare di un veneziano lì, anche i curdi lì non ce l'hanno confermata questa notizia. Si sta indagando, alla Digos e ai carabinieri del ROS stanno arrivando ogni tipo di nome, ma nessuno si è fatto avanti, nessuno al momento ha riconosciuto dalla foto pubblicata un familiare, un figlio o un fratello. Le supposizioni si moltiplicano, potrebbe trattarsi anche di un soggetto di origine slave che magari ha lavorato in Italia, magari proprio a Venezia e che quindi parla la nostra lingua e per questo magari etichettato come l'italiano. Che un combattente dell'ISIS sia stato freddato da un cecchino il 3 febbraio è altamente possibile, in quella data la città di Kobane stava combattendo per la sua liberazione e a far rimbalzare la notizia sono stati i Peshmerga, forze armate kurde. Quando c'eravamo noi ce n'erano 40 di Peshmerga a Kobane, quindi diciamo un apporto assolutamente marginale da un punto di vista sostanziale nella liberazione della città, quindi non è nemmeno una fonte diretta dei curdi siriani. La macchina investigativa però è in moto per trovare ove possibile dei riscontri e perché rimane di fondamentale importanza nella lotta al terrorismo capire come si muovono sul territorio. Ci domandiamo e cerchiamo di capire chi ha armato quel terrorista, chi ha messo i soldi per reperire le armi di cui quel terrorista poi fa uso. Quindi seguire i flussi di denaro pare a noi un'indicazione molto utile per capire che cos'è il terrorismo.